Aveva già in tasca un permesso di soggiorno falsificato e lo aveva nonostante fosse sbarcato da pochissimo nella zona di Siculiana Marina. Il 25enne tunisino è stato arrestato, l'ipotesi di reato contestata è possesso di documenti falsificati. L'autorità giudiziaria ha già convalidato e condannato il tunisino alla pena di 1 anno di reclusione. Ad intercettare il migrante, che era assieme ad altri 4 tunisini lungo il litorale a seguito di uno sbarco fantasma, l'ennesimo in provincia di Agrigento, sono stati i carabinieri della stazione di Siculiana. Cresce l'attenzione delle forze dell'ordine alle prese con continui arrivi, spesso difficili da rintracciare perché l'approdo avviene in qualsiasi ora, anche della notte, in luoghi isolati. Se invece le imbarcazioni vengono intercettate in mare, spesse volte riescono a fuggire perché le manovre di avvicinamento devono rispettare tutti i protocolli di sicurezza. Ma poi quando toccano terra li si vede vagare sulla strada statale in cerca della prima stazione dei treni, Agrigento Centrale. In questo caso i carabinieri non hanno avuto nessun dubbio che i 5 fossero appena approdati, visto che avevano ancora i vestiti umidi. È scattato un piano di controllo, di identificazione, ma qualcosa sin da subito non quadrava. In particolare, uno dei migranti ha mostrato un permesso di soggiorno sul territorio nazionale apparentemente valido, ma la sua evidente difficoltà nel parlare la lingua italiana ha insospettito i militari dell'Arma. A quel punto i 5 sono stati condotti al reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri per ulteriori accertamenti ed al termine delle verifiche si è scoperto che il permesso di soggiorno esibito risultava falsificato. I militari sono riusciti a risalire all'identità del tunisino 25enne, per il quale sono subito scattate le manette per possesso di documenti falsificati.